Eccoci qua, siamo su una Brisighella, pochi chilometri da Forlì, andando diciamo quasi per Faenza, insomma siamo in questi dintorni e sono qua e farò un giro in questo borgo medievale molto bello, molto particolare. Adesso vi farò vedere anche quanto è particolare, bello e così, insomma un altro momento in cui vediamo questo aspetto della Romagna. Nonostante il traffico che è a Brisighella, voglio farvi vedere qualcosa di tipico. Vedete, cappelletti di Brisighella, cappellacci di zucchero, caramba, tricorni alle noci. Negozio tipico, molto interessante. Adesso continuiamo a camminare e vedere un attimino com'è. Sto andando. Eccoci nella piazza, bella grande, qui c'è anche la chiesa, molto interessante. Vedete, grande, sembra chiusa, poi bisogna vedere se c'è un ingresso laterale magari. Guardate quanto è particolare. Bei borghi, c'è una salita anche qua. Bello per davvero. Adesso proviamo a salire per vedere qualcos'altro. Guardate quest'altra visuale della chiesa, davvero interessante. E adesso continuiamo a filmare, continuiamo a camminare per Brisighella, a guardare qualche mini market alimentari, visto per vedere qualche attività, erboristeria, c'è anche qualche persona, una fontana natalizia. Guardate però che begli scorci. Osteria, antica via degli Asini, borgo. Quindi qui dice che c'è il borgo, eccolo qua. Guardate che scorcio, con la torre, bello veramente, sulla rocca. Zona interdetta, veramente suggestivo, molto bello. Vediamo un attimino in questa scalinata, via del Trebbio, giusto per vedere qualcosa di un po' tipico forse, dai. Qualche residuo antico, guardate che bello, una bella stradina, che bello. No, ma infatti quella roba è da toccare, però gli alcolici. Bello, molto bello, tipico. Davvero bello, sto borgo è molto interessante, questi scorci di ambito, di stile medievale, diciamo così, di ricordo medievale, bello. Adesso riscendo, cosa di tipico, vi faccio vedere qualche, insomma è tipico, è abbastanza caratteristico, guardate, che bello. Questo dovrebbe essere qualcosa che richiama l'artigianato locale, o perlomeno della zona, vedete, artigianato artistico romagnolo. Che interessante, davvero interessante. Vado. Allora mi dicevano che è famoso l'olio di Brisighella e quindi ve lo faccio vedere, molto interessante, guardate che bello. Denominazione di origine prodotta. È arrivato l'olio nuovo, vieni a provarlo. Forse mi sa che è meglio andare a provarlo anch'io. Vedete qua i prodotti, molto interessante. Punti vendita, davvero bello. Vedete quindi la tipicità, vedete. Questa è un'altra condizione appunto della località. Bello. Allora, poco traffico, ovviamente col freddo un po' siamo tutti rintanati. Voglio farvi vedere questo scorcio davvero interessante e poi farò anche una foto. Sembra molto medievale.
ve lo voglio far vedere. Guardate che bello, un po' particolare anche, se dice che ci sono questi ciottoli un po' acciottolato, vedete? Caspita, però volevo farvelo vedere, è uno scorcio davvero interessante. Vicolo Paolina, guardate, poi si termina in questa abitazione, guardate che meraviglia, vedete com'è col soffitto un po' all'antica, guardate che bello, che meraviglia. Brisighella è anche questo, con questi scorci particolari, interessantissimi, guardate, guardate, fantastico, fantastico. Sembra forse che si vada quasi da qualche parte, ma vi date l'ingresso, una sorta di rocca. Che bello, davvero bello. Adesso ritorniamo e faccio qualche scatto e continuo un po' a passeggiare. Forse è meglio venirci anche d'estate, ma anche d'inverno ha il suo perché. Proviamo adesso a rientrare pian piano dove eravamo arrivati e andiamo in questo porticato così stretto, piccolo, ma ormai in Romagna i porticati hanno abituato alle bellezze che richiamano un po' la storia, anche Forlì, ma soprattutto quelli di Bologna. Poi ogni tanto c'è qualche scorcio così interessante, vedete? E quindi è sempre bello fare due passi in luoghi che magari tipicamente forse da noi in Sardegna ormai quasi quasi non ci sono più, e magari in antico c'erano certamente stati, così come anche in città da noi. Certo, qui ormai è un po' più tutto, come dire, ripreso alla moda nostra, nuova, moderna, ma è sempre tipico, particolare, quindi sembrava bello passare di qui. Adesso provo a salire qui, l'antica via degli Asini, borgo ingresso teatro, cioè sembra una sorta di belvedere nascosto. Guardate, via degli Asini, via degli Asini. Ah, ecco, questa l'avevo vista anche online, bellissima, perfetta. Ecco, qui forse ritorniamo a un mondo, diciamo così, medievale. Guardate che bello, magnifico, perfetto, guardate. Qui c'è lo scorcio. Qui si va, straordinario, guardate il pavimento, oserei dire originale, ma qualcuno mi smentirà. Guardate che meraviglia, straordinaria, bellissimo. Ecco, questa è una cosa tipica da vedere, particolare, guardate. Questo è uno scorcio, guardate, guardate, guardate le porte, il soffitto, devo dire interessantissimo. Guardate che bello. Questa è tipicità. In Sardegna non le vediamo cose così. Che meraviglia. Proviamo a scendere e vedere che cosa c'è. Tutto questo intricarsi di viuzze, vedete, di scorci particolari, e un po' tutti lo fanno, tutti i turisti, diciamo. Bello, bello veramente, vedete? I ragazzi che scherzano, ecco. Guardate che bello, begli scorci, viuzze, piccoli porticati, sembra quasi un labirinto, quasi segreto. Vedete, da qui si esce, si entra, qui è buio, eppure con la Insta360 riusciamo a vedere qualcosa. Qui ci sono dei gradini, ci sono, vedete tutto l'intrico di viuzze contro viuzze, guardate,
sembra proprio di essere nel Medioevo, davvero interessante, guardate. Qui è quasi chiuso, si esce, vediamo un attimino solo che cosa c'è qua. E anche qui, vedete, ah, qui ecco, si chiama praticamente chiuso perché si sbucano da casa, ma guardate come fenomenale. Ora ritorniamo e vediamo dove possiamo uscire praticamente. Che bello, che meraviglia. Dobbiamo uscire dall'altra, cioè da qui. Quasi non si vede, con l'extra 360 proviamo a vedere se riusciamo a fare. E sbuchiamo da qua. Esattamente, vedete delle scale meravigliose. Immaginatevi nel Medioevo come doveva essere qua, se l'assetto urbano era ancora così, ovviamente. Vedete, da qui si esce, da lì c'è il raccordo per quell'altra vista che abbiamo visto dall'alto, in qualche modo anche chiuso. Questi gradini non sono di facile accesso col cioccolato in questo modo, ecco qui, stretti, veramente interessante. E ora ritorniamo, praticamente abbiamo fatto il giro questo scorcio, vediamo un paio di chiese una accanto all'altra, vedete, davvero interessante, sembriamo veramente in un borgo medievale, anzi lo siamo, un borgo sicuramente da scoprire, un borgo che dovete assolutamente venire a trovare. Vedete, vediamo cosa c'è scritto qua, Chiesa del Rosario, anche qui sede di confraria, battuti bianchi. Veramente bello, in alcuni casi ricorda anche altre città, ovviamente, forse perché il senso, diciamo così, architettonico, artistico è simile a quello di altri luoghi, anche del circondario, però ha un fascino tutto suo. Certo non la sto girando tutta, però è in particolare. Vedete qualche altro scorcio da questa parte, vie, viuzze, ogni punto ti riporta quasi allo stesso punto di partenza, sempre questo ciottolato particolare. E ora andiamo in questa viuzza e poi proseguiremo, mi sa che faremo tappa a Faenza per un altro giro. Perché chiudo qua? Perché metto la camera così? Perché si parla in limba, ma non in limba sarda. Qui è la limba dei Noghe, su Romagnolo, Beru e Sapidere. Così vi faccio vedere, amici sardi, e non cosa stiamo parlando. Vedete, c'è una rassegna in limba, visto che è stato rimandato a data da destinarsi, però insomma, almeno era per farvi capire che anche qui abbiamo delle tracce linguistiche importanti e vere. Quindi chiudo qui e adesso forse mi sa che faccio un salto a Faenza, già un posto dove sono stato, un posto molto bello, ricco di arte, ricco di cultura. Purtroppo ha subito qualche vicissitudine negativa ultimamente, anche ancora per l'alluvione, quindi un abbraccio a tutti coloro che hanno sofferto da un sardo in viaggio. A Faenza, lo scorcio dell'albero di Natale, sono qui, bellissimo scorcio, guardate, c'è anche Babbo Natale con la sua slitta. Queste ferie, un sardo in viaggio di notte, questo bellissimo scorcio. Adesso andremo a vedere qualcos'altro in questa cittadina così interessante, storica, dove sono già stato. Guardate che meraviglia, è già stato un'estate, anzi per 2 estati, e quindi allora facciamo questo piccolo giro per vedere questa cittadina così interessante. C'è festa, guardate quest'altro scorcio, la fontana, che bella, manierista sicuramente, quasi indubbiamente, di grande interesse culturale. Guardate, con la torre, in questo momento natalizio, guardate che bello. E ora mi godrò questa cittadina, poi berrò qualcosa di caldo e insomma si continua a viaggiare. E allora venite con me, facciamo 2 passi queste notti di dicembre che porteranno al Santo Natale.
nella chiesa di Faenza, la parrocchiale, guardate che magnificente, guardate che bella, grande, ricorda un po' anche l'assetto della cattedrale di Forlì. Vi devo dire, voi non lo sentite, che qui dentro c'è un riscaldamento perfetto, qui c'è un impianto di riscaldamento meraviglioso, c'è veramente un bel caldo, quindi in queste giornate così fredde è davvero interessante poter dire questo, quindi sappiate che qui c'è una certa attenzione rispetto ad altri posti come siamo abituati noi in Sardegna. Guardate che bello, guardate il pulpito, guardate che meraviglia, cappelle davvero interessanti, reliquie, santi, tutto affrescato, straordinario, davvero davvero bello, bello. San Pier Damiani, ecco, San Pier Damiani, molto importante per quello che è l'ordine dei Camaldolesi, quindi importantissimo anche per Fonte Avellana. Queste quindi sono le sue spoglie a Faenza, quindi sono davvero colpito da questo e ora farò anche 2 fotografie su questo. San Pier Damiani, importantissimo per il mondo camaldolese, per il mondo avellanita. Ora continuiamo 2 riprese, davvero bellissimo, tutto magnificente, tutto importante. Guardate la bellezza di questa chiesa, davvero davvero bella, a Faenza, molto molto bello, tutto davvero bello, tutto straordinario. Bellissimo. Abbiamo anche il barocco, abbiamo un'espressione importantissima del barocco. Guardate che bello, meraviglia delle meraviglie, un luogo davvero interessante, straordinario. Meraviglia delle meraviglie. Santissimo Sacramento, una cappella straordinaria, meravigliosa, guardate, osservate. Questo rumore che sentite è l'impianto di riscaldamento e quindi anche qui abbiamo una organizzazione degna di tutto punto. Questi santi e reliquie, un luogo davvero importante, venite a visitarlo, venite a scoprire questi luoghi così importanti, così interessanti. Ecco qui la cappella del Cristo, bellissima, davvero bellissima, ti dà il senso della contemplazione, il senso stesso della preghiera, straordinaria, davvero un luogo meraviglioso, davvero un luogo bellissimo, il pulpito è straordinario. Qualche altra chiesa non è illuminata, ma io sto cercando di farvela vedere con le mie funzioni di questa mia videocamera. Guardate che meraviglia. Adesso ritornerò a fare 2 foto a San Pier Damiani perché questo merita davvero tantissimo, quindi questa è la particolarità. E adesso faccio 2 passi qui a Faenza, nella piazza, con la torre civica. Molto bello qua, tutto davvero molto bello. Avete visto anche il pezzo insomma della parrocchiale, della chiesa principale, almeno non dovrei sbagliare su questo, ma nel caso commentate e ditemelo. Guardate che bello, andiamo verso la giostra, facciamo 2 passi e poi mi fermerò a bere un tè. Vedete? Tutto molto bello, davvero interessante. Guardate, negozi aperti, insomma c'è vita, c'è movimento, come vedete dal punto in cui eravamo nel palazzo di Natale
Adesso proviamo ad andare verso quella zona là e vedere che cosa c'è. Una piccola giostra, credo che forse da qui possiamo anche chiudere questo momento, e lo chiudiamo così girandoci, per cui da Faenza per adesso, solo per adesso è tutto, e chiudo qui questa piccola ripresa e insomma andiamo a goderci un tè caldo, un tè natalizio. Guardate che bello, guardate tutto questo con questo scorcio in lontananza dell'albero di Natale, e quindi a un prossimo viaggio, chissà domani dove andrò, non lo so, ma restate e a seguirmi, continuate, ciao!